Ciao a tutti, oggi siamo a Galiera Veneta e siamo a Villa Cappello, detta anche Villa Imperiale, e io vi porto a vedere il suo parco. Andiamo! Il parco storico di Villa Cappello è il vanto del paese di Galiera Veneta. Insieme alla grandiosa costruzione della Villa Cappello, ormai conosciuta come Villa Imperiale, perché dimora estiva dal 1858 dell'imperatrice Maria Anna di Savoia, moglie di Ferdinando d'Asburgo. Il corpo centrale della villa ospita una casa di cura per anziani, mentre la parte laterale viene utilizzata dalla biblioteca comunale. Il parco, di 8 ettari, rappresenta uno dei rari esempi di giardino giunti fino a noi, concepito secondo criteri scenografici capaci di provocare illusioni panoramiche di effetto particolare. Beh, si vive proprio un silenzio e una tranquillità inimmaginabile qui. Volevo ricordarvi che l'ingresso al parco è gratuito e che al suo interno sono presenti specie arboree di indubbio valore, come ad esempio il cedro dell'Himalaya, una coppia di aceri giapponesi e un cipresso dell'Arizona. Veramente un posto incantevole.
Che dire, un posto veramente meraviglioso. Ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e alla prossima esperienza. Ciao!